Per la signora mi dispiace, anzi non dovrebbe mai succedere, quindi non ci sono parole per esprimere il rammarico o lo stato d'animo che anche un sindaco può avere, essendo il primo cittadino e l'autorità di polizia. Il coltello puntato addosso, i polsi stretti con delle fascette da elettricista e la minaccia senza possibilità di appello. Vogliamo i soldi. Poco più di 100 euro e qualche gioiello. È questo il prezzo della paura. La paura di essere ferita o peggio. Di fronte, due uomini con un passamontagna che nasconde il volto e camuffa la voce, guanti alle mani e poi quella lama. Entrate da una finestra lasciata fatalmente aperta sul retro nella serata di ieri in questo appartamento di Chiarano, pieno centro città. Al suo interno la 61enne insegnante Alessandra Scotini, che in camera da letto si trova davanti i malviventi. Poi l'incubo, istanti difficili da cancellare e capaci di lasciare tracce profonde su chi ha vissuto quei momenti, tanto da non volerne parlare oggi. I banditi fuggono, poi la donna, nonostante lo shock e le fascette, riesce con difficoltà a chiamare i carabinieri che la liberano e iniziano la caccia all'uomo. Ladri trasformati in rapinatori o professionisti che hanno agito ben sapendo che avrebbero trovato l'inquilina in casa, magari dopo qualche sopralluogo. Saranno le indagini a stabilirlo a partire dalle immagini di videosorveglianza della zona. Per il primo cittadino l'unica magra consolazione è che la signora non si sia fatta male. Stavolta è andata bene e si spera che vada sempre bene, nonostante noi non vogliamo che queste cose capitano. Ma è chiaro che anche in piccoli centri come Chiarano serve un giro di vite sulla sicurezza. Dobbiamo cominciare a ripensare il controllo del territorio fatto in una determinata maniera, ripensare che comunque la nostra società è una società molto mobile, molto liquida, quindi è difficile da veicolare, da controllare, anche da difendere in un territorio a bassa densità. Forse in città è anche più facile perché con determinate strumentazioni e impianti i controlli ci possono essere. E anche per cercare di rinforzare il controllo sul territorio nasce un progetto. Abbiamo già realizzato una convenzione di polizia locale con i comuni con Termini e più che il controllo del vicinato, la creazione di una polizia rurale volontaria che possa gestire meglio anche il territorio in collaborazione con la polizia locale. Avrà compiti ambientali e anche appunto di monitorare il territorio.